C'è un aspetto inquietante nella vicenda che ieri ha tenuto in apprensione la zona di Levi e Rialto. I ladri hanno colpito casa dopo casa, incuranti degli allarmi e della presenza di persone nelle abitazioni. Per fortuna non è stato rubato nulla. I tentativi di furto, sono almeno 3 quelli segnalati alla polizia di Chiavari, non sono andati a buon fine. Dopo un periodo di tranquillità torna la paura tra gli abitanti della zona. Ieri, racconta una residente, i ladri hanno rotto con una pietra la finestra di una casa e sono entrati nonostante i proprietari fossero all'interno. Questi, secondo la testimonianza, si sono chiusi a chiave e hanno avvertito con il cellulare gli altri vicini. Spaventati, i malviventi sono scappati via. È successo tutto tra le 18 e le 19 del giorno dei Santi. L'area di Rialto e Levi è molto popolata ma anche dispersiva. I ladri hanno setacciato l'area muovendosi di casa in casa e sfuggendo alle forze dell'ordine che intanto erano giunte in zona. Ma se c'è un aspetto che inquieta, ce ne sono anche un paio positivi. Intanto i sistemi di allarme che hanno consentito di avvisare i padroni di casa tempestivamente e sventare gli attacchi. Secondo punto, forse il più importante, la solidarietà tra vicini. Le persone hanno comunicato tra loro grazie ad un gruppo WhatsApp del quartiere, nel quale c'è stato un veloce passaparola e che in quel momento ha funzionato più di ogni altro social. Oggi lo sottolineano anche polizia e carabinieri, che spiegano come l'area di Rialto e Levi sia storicamente attenta e vigilante su questi episodi di cronaca. Un sistema che potrebbe essere adottato da ogni quartiere in ogni comune? Sicuramente un'idea. Intanto i residenti di Rialto vorrebbero che il gruppo di WhatsApp non fosse solo virtuale, ma che tutti si incontrassero per conoscersi meglio e riflettere anche su quanto accaduto. Intanto la polizia sta indagando sui fatti di ieri, sotto controllo le telecamere di videosorveglianza e pattuglia in giro per presidiare la zona nel weekend, con il consiglio di chiamare le forze dell'ordine per ogni sospetto, anche piccolo.